422. Buongiorno, buongiorno, buona domenica a tutti da Andrea Ancona degli studi di Radio Padania Libera per la rassegna stampa domenicale, poi microfoni aperti alle vostre osservazioni, alle vostre domande, insomma a chi vuole, chi ci ascolta, chi vuole intervenire. Alfredo Lissoni in arrivo, ci raggiungerà tra poco. Iniziamo con la Padania che titola "Prima il lavoro a casa nostra". Il Carroccio mobilita le piazze del nord con le fiaccolate contro l'immigrazione e la disoccupazione. Salvini a Milano: finché gli italiani non avranno ritrovato il lavoro non entra neanche più neanche un immigrato. E c'è la foto del corteo di ieri a Milano, corteo molto partecipato, sebbene soltanto la Padania dice che eravamo in tanti, mentre gli altri giornali minimizzano. Comunque andiamo avanti con la Padania, che è il giornale di riferimento del nord e della Lega. Al Quirinale senza la Lega, Alfano rallenta Renzi, Matteo già nella palude, ovviamente Matteo Renzi. Intanto i cittadini possono ringraziare Letta per i 2,4 miliardi di nuove tasse. E poi sfila il nord che vuole lavorare, stop agli immigrati, foto di Matteo Salvini alla manifestazione, in migliaia la fiaccolata del Carroccio, casa e lavoro, prima i cittadini, no ai clandestini, con le foto del corteo di Milano. E poi basta euro, oggi convegno a Firenze, Salvini e Borghi rispondono all'imprenditore, altro che fa la vetrina caro Matteo Renzi. E poi le manifestazioni in tutta la Padania, in tutto il nord, prima i Veneti con la manifestazione che c'è stata a Padova con Bitonci, e il corteo anche di Bassano del Grappa con Bizzotto e quello di Treviso con Zaia. Poi c'è anche le foto del corteo di Torino con Roberto Cotta in prima fila. Poi Piacenza e Bologna sfilano in difesa dei loro quartieri. E poi Liguria, la pioggia non spegne le fiaccolate leghiste, le manifestazioni si trasformano in presidi alla Spezia, Genova, Sestri, Ponente e Albenga. La Francia come la Svizzera, Marine Le Pen fa il suo referendum sugli immigrati, forte dei consensi in ascesa verticale. La leader del Front National si ispira a Berna, prima di tutto viene a difesa dei posti di lavoro. E poi un grazie Letta per 2,4 miliardi di nuove tasse, e poi ancora CGIL a gennaio, ancora 440.000 lavoratori in cassa integrazione, questo lo dice la CGIL, grazie sinistra, grazie governo delle larghe intese. Poi scrittori industriali con Renzi Premier, c'è una comoda poltrona c'è per tutti. E ancora più interessante, al Colle senza la Lega, Alfano rallenta Renzi, Matteo già nella palude e Civati chiama la sinistra alla scissione, quindi gran fermento all'interno del PD e direi anche soprattutto grande casino. E poi si imbarcano pure Casini e il gioco è fatto. Lasciamo la Padania, oggi faremo una rassegna stampa veloce, stringata per dar più voce agli ascoltatori, come cerchiamo di farlo in domenica. Corriere della Sera, i primi ostacoli per Renzi, trattativa difficile con Alfano, Napolitano serve tempo, prima aveva freddo, adesso serve tempo perché devono distribuire bene le poltrone e usare bene il bilancino, insomma. E il Cavaliere disse: sindaco esuberante, farà bene in Europa. Per gli amici del liceo Matteo era il bomba, le sparava grosse e continua a spararle. Giustamente, questi sono i ricordi dei suoi compagni di liceo. Il Colle, più tempo per l'intesa, i paletti di NCD al sindaco, le garanzie di Berlusconi.
Alfano dice l'accordo sia scritto, non si fidano della parola, galantuomini. L'incarico atteso domani, l'ex premier sul Colle, rispetteremo il patto sulle riforme. E poi ancora il leader di Fratelli d'Italia, Guido Crosetto, Giorgio Meloni e Ignazio La Russa mostrano le tessere elettorali simbolicamente restituite al capo dello Stato. E poi il Cavaliere in incontro con il Presidente, Matteo esuberante, può far bene in Europa. Praticamente qua c'è perfetta sintonia fra Matteo Renzi e Silvio Berlusconi, molto bene. Andate avanti così che il popolo vi ringrazierà. E poi Renzi a Palazzo Vecchio prepara la squadra, non userò il Cencelli, il manuale Cencelli che divide un po' le poltrone in base alle percentuali di voti, perché farà peggio probabilmente. Nel governo più politici che tecnici, Viminale sfida Alfano Franceschini. Poi ancora a pagina 6, dai democratici a Forza Italia, proposte trappole, Angelino si gioca la partita della vita. A me sembra che se la gioca anche Renzi la partita della vita comunque. La sfida Berlusconi, se realizzassimo progetti avremmo tradito il centrodestra, si chiede Berlusconi, infatti la domanda è pure la risposta. E andiamo avanti sempre col Corriere. Vediamo cosa ci regalano le pagine interne. Il caso responsabili scuote il PD, Civati pensa a un gruppo autonomo. Come diceva appunto la Padania, c'è area di scissione all'interno del PD. E poi Letta che non è più premier da ieri, ha dato dimissioni. Un giorno in famiglia, il messaggio di Fedelissimi, voltar pagina in fretta, la passeggiata col figlio e la preghiera in chiesa. E poi ancora Siria fallita la conferenza di pace, i ribelli forniti missili antiaerei. Poi se volete informarvi sul corteo, la manifestazione di ieri a Milano della Lega, sappiate che il Corriere ha detto che c'è un piccolo trafiletto, che siamo in 150. Intanto salutiamo Alfredo Lissone che ci ha raggiunto. Ciao Alfredo. Ma me lo dovevi dire che eravamo in diretta video, mi sarei vestito meglio. Ciao. Sei elegante. Vabbè, sono qui in rosa, sembro Pantera Rosa, allora mi vestivo in verde. Ciao, un saluto a tutti i radioascoltatori. Poi ti lascio lavorare. Grazie, ragazzi. Che oggi è tosta la giornata. Ecco. Però, scusa, Berlusconi, tu che sei un giornalista, io sono ma Berlusconi non era interdetto dai pubblici uffici? Sì, ma non doveva andare a fare i lavori socialmente utili. Sì, ma poi perché non sono riusciti a trovarne senza ragazze. Va dal Presidente della Repubblica, vuol dire che il gabinetto del Presidente della Repubblica non è un pubblico ufficio? E perché si chiama gabinetto se no? Scusa, non la chiamate così? No? Non lo so, io leggo così e riporto. Era una domanda, ma anche tu. Io faccio la domanda e non mi dai la risposta, siccome Berlusconi. Comunque guarda, complimenti a Renzi perché è stato proprio una sorta di killer politico, è riuscito a far fuori tutti gli avversari, ha fatto una scalata rapidissima, adesso è diventato è lui il nuovo presidente. Ma vicino al sole si rischia di bruciare anche in fretta perché è giovane e se non ce la fa, se ne ha fa. Però vedi che è bello, adesso ci evitiamo quella rottura di balle di andare a votare tutte le volte. La democrazia, ma che scacciatore, ma dai, vai fare. Tanto c'è Napolitano e Renzi. Ma si basta, e i poteri forti. Ma sì, tanto che mafia, massoneria, compagnia bella, siamo ancora i due rami del Parlamento. Che bella famiglia che è questa. Esatto. Va bene. Libero, la rivincita del CAV, e in effetti torto non hanno poi. Silvio sul Colle, Renzi no. Berlusconi in casa dell'imbarazzato Napolitano, perché è in interesse dei pubblici uffici, ragazzi. All'opposizione, ma sia alle riforme, dice Berlusconi. Primi intoppi per i rottamatori, i cespugli fremono, i tempi per il governo si allungano e nel PD si riparla di scissione. Sì. Che novità, così. E poi c'è un patto segreto tra i due papi, Benedetto XVI e Papa Francesco. Credevo Renzi e Berlusconi, no? Anche lui lo chiamano papi, ma non Renzi ancora, forse. Vabbè. I tempi si allungano, i piccoli di traverso e Napolitano rallenta Renzi. Ci sono 5 decreti che scadono a febbraio, così l'Italia compositare a marzo. Il Colle teme l'ostruzionismo del Movimento 5 Stelle e vabbè,
Verdini prepara il soccorso azzurro, Verdini che è il coordinatore di Forza Italia, stampella al Senato per il sindaco. Cioè, quindi, ma ecco, un'altra cosa, ricordo agli ascoltatori che Renzi disse io non andrò mai a fare il Presidente del Consiglio se non sarò eletto, perché non sono come D'Alema, perché D'Alema non fu eletto direttamente dal popolo, però ci è andato. Come mai? Perché ha visto che D'Alema se l'ha fatto la barca, ha preso la finita, anche esatto. Fini dice una cosa e poi esatto. Poi ci sono altre chicche su dice che sono più fesso degli altri, no, appunto. Le richieste, foto di Alfano che pensa tempi, programma posti, Alfano fissa i suoi paletti, il vicepresidente uscente avverte 48 ore non bastano, servono patti scritti, poi chiude a sé sui temi etici e avverte saremo gli avvocati del ceto medio. Siamo a posto. Poi Cazzola, NCD, un programma, okay. Tifa per lo strappo, meglio allontanarsi da Matteo, è un arrogante, ovviamente Renzi, senza scrupoli. La risposta del rotamatore, io ci metto la faccia, quindi non tratto. Il sindaco di Firenze risponde ai partiti minori, scordatevi i tavoli e i bilancini, Angelino si deve abituare a nuovi metodi italiani. Ma il problema è vero che poi cioè, senza l'NCD, senza come si chiama quell'altro lì, l'ex premier lì, Scelta Civica. I numeri non ce li hanno. E questo è il fatto. Quindi lui dovrà, Alfano sta alzando la posta, perché sa che senza di lui i numeri che ha preso da Forza Italia, perché poi sono gente elette nelle file del PDL, quindi non è roba sua, no? Comunque, facendo questa operazione qua, i numeri non ce li ha l'amico Renzi. E faranno una nuova legge per cui va a governare uno che... Chi ha meno voti? No, quello il cui cognome finisce con Si. Ecco. Diamo un Fonzi. nuovo Fonzi. E adesso ancora compagni che sbagliano, adesso Civati minaccia la scissione, ma solo Vendola lo prende sul serio. In che senso? Non lo so. No, scusa, questo è proprio... Non lo so, non lo so. Il bestiario, Renzi è un ducetto ma piace a molti. Tutti sparano contro il nuovo leader, però se saprà mettere in riga la casta, il suo consenso crescerà. Poi la liberazione, almeno Matteo ha scacciato Saccomanni e C. Finalmente a casa Cancellieri, al telefono il nullo Zanonato e l'uomo che ha sbagliato i conti, una medaglia al leader PD. E sono Renzi nostri. Poi c'è Madame Cécile Chianger, ma la Chianger lotta per salvare le quote nere, per restare pronta a declassare la poltrona. Boldrini e D'Alema la raccomandano, il sindaco però vuol cancellare il ministero. No, la manda via. Poi c'è il Khalid Ciucri, quello Ciucawi, non so, Ciakshuka. Questo ci chiama molto. Questo è quello che chiama molto, una persona che è proprio vuota di idee e l'ho sentito più volte su YouTube, perché non guardo la televisione come ben sai, e l'ho sentito e risentito veramente lo zero politicamente parlando, ovviamente. Toto Minestrone, Barrico e Farinetti dicono no. Per l'economia spunta Visco, Farinetti ha altri interessi evidentemente, perché sta aprendo catene di negozi. Ma scusa, Baricco non è uno scrittore, cioè perché ci infilano cani e porci sempre? Che ti devo dire? Così vogliono. E poi anche la Bonino è bocciata da 8 italiani su 10, quindi anche qua non è che messa bene, però la Bonino dice, si sta facendo forte perché dice di essere quella che tratta per i marò, cioè finché tratta i marò rimangono in galera, no? Quindi per questo è difficile da mandarla via in questo momento. Mandiamola in India, ci facciamo ridare i marò. Sì, ma ecco, bravo, facciamo uno scambio di prigionieri. Esatto. Il vero burattinaio, Obama punta su Renzi per arginare la Merkel. E poi ancora Pravda Bignardi, Daria toglie la parola a chi parla male di Matteo Renzi, ovviamente. Poi alle invasioni barbariche, il vignettista dell'unità Staino critica il futuro premio, la conduttrice non gli fa più domanda e lui se ne va senza salutare. Ma questa è la democrazia. Sono compagni, non sono ragazzi, sono compagni. Santoro liquida i soci volontari di servizio pubblico. Quelli che hanno fatto la colletta per fare la trasmissione. Però la Barzelletta Boldrini, difendo io la dignità della Camera. La Presidente si sveglia dopo che la crisi è consumata fuori dal Parlamento
e non ha il coraggio di prendersela con Re Giorgio e il PD. E rimarrà lì la Boldrini, l'onorevole Boldrini, o la Boldrini come dir si voglia, perché diceva che avrebbe avuto un posto al ministero, ma neanche lì. Vabbè, poi roba di Casa Pound, ma non è una roba che proprio ci interessa, infatti. Ci interessa molto Casa Pound. Repubblica, e alterniamo sempre un giornale, diciamo, di centrodestra con un giornale di centro-sinistra. Repubblica, lo dico per i nostri, chi ha fatto la manifestazione ieri, noi eravamo ieri in Quattro Gatti, lo dicono tutti i giornali di sinistra, anche Repubblica, ho guardato, eravamo quattro minchioni, tanto per essere chiaro. Ringrazio tutti i militanti, tutti gli amici che erano in manifestazione invece, e lasciami ringraziare due in particolare, un vecchio militante della prima ora, Roberto Barbieri, e una militante diciamo abbastanza recente, Doris. Perché ringrazio due? Perché era la storia, la vera storia della Lega e il nuovo della Lega insieme in manifestazione, che è una cosa molto bella, perché diciamo così indice che la Lega è viva e vegeta. Però scusa, tu hai detto un'imprecisione, giornali di destra, giornali di sinistra. Noi alterniamo un giornale che racconta balle a un giornale che non dice la verità. Questo è vero. Allora, Renzi, non mi farò imbrigliare, Alfano, serve tempo per l'accordo, perché si deve ancora leggere il manuale Cencelli, cioè Renzi lo deve leggere. Berlusconi rispetto il patto sulle riforme, e poi Merkel dice basta spie USA, vuole le sue, ovviamente sono in concorrenza, voglio un web europeo. Ovviamente probabilmente manovrato da lei. Poi prime spine per la corsa di Renzi, Alfano se ne va a sinistra, se va a sinistra non ci stiamo, il sindaco non mi farò imbrigliare, la mia rivoluzione partirà, smentiti patti segreti con Forza Italia, in effetti sono la luce del sole. Poi Casson, quello che ha condannato molti leghisti, no? Casson dove nel PD, ma guarda caso, e quando qualcuno dice che i giudici in qualche modo sono insomma di sinistra, diciamo così, e noi siamo accusati di complottismo, ma questo Casson, tutti i giudici sono andati del PD, la maggior parte, no? Chissà perché. È una combinazione, dai. Poi la scelta, Casson dice la scelta sulla giustizia mette in gioco la credibilità del PD. In effetti Casson non è molto d'accordo sulla linea sulla giustizia del PD. Vabbè, insomma, fatti suoi, bastava non entrare nel PD, faceva prima. Forza Italia e NCD alla sfida finale, gli Alfagnano, cambiamo l'Italicum. Perché l'Italicum Italia fuori, evidentemente. Le condizioni dei moderati a Renzi, i timori del Cavaliere. Poi Vincenzo D'Anna del centrodestra, al governo col PD no, ma se Silvio ci tratta così, puntini, noi andiamo. La promessa di Berlusconi, resta l'impegno sulle riforme, opposizione ma responsabile, Cavaliere contestato, gelido incontro con Napolitano. È andato come opposizione, come lo fanno l'accordo di governo? Cioè, qua sono tutti all'opposizione adesso. Saremo a vedere, la legge elettorale, se non c'è la maggioranza qualificata, mi pare che non passa, non basta la maggioranza semplice. Il 5 Stelle non gliela vota, chi gliela vota? La Lega non gliela vota. I 5 Stelle in piazza, fischi al colle, Grillo alla Boldrini, devi pretendere la fiducia in aula. La sfiducia. La sfiducia in aula. Sì, la sfiducia. Un po'. Davanti al Montecitorio, contro consultazione del movimento per Nacchi e per Renzi. Cattivoni. Allo sviluppo spunta Moretti, tris di tecnici per la giustizia, i dubbi di guerra, sottosegretari guardiani del governo, e poi ci sono, ahimè, le foto del presidente della Ferrari, Luca Cordero di Montezemolo, e poi questi sono dei papabili, insomma, l'ex leader del PD Dario Franceschini, che potrebbe andare a cultura, e poi c'è Enzo Moavero, verso la conferma agli affari europei. Non ho capito, ma Montezemolo... All'economia Fabrizio Barca, scusa, lotta a 3 per la giustizia, Michele Vietti, Mario Barbuto e Andrea Protto Pisani. Vabbè. E la Presidente del Tribunale di Milano, Livia Pomodoro. Ma questi sono tutti nomi che poi bruciano. Stavi dicendo Montezemolo che ci azzecca?
al Ministero. Montezemolo, Ministero del Made in Italy. il Ministero della Fiat. La Ah, Fiat che porta le fabbriche fuori appunto. dall'Italia. Quello è il Noi Ministero del paghiamo. Made in Italy? Certo. Made in Italy mi ha portato fuori. Italy Export. Appunto, Fiat Lux. Si vati verso lo strappo con 6 senatori, potremo fondare la nuova sinistra. La sponda di Vendola, no a Renzi. I paletti dei Cuperniani, lavoro, unione civili e stop al rigore Unione Europea. Prodi, stupito dalla pazienza della gente, però guardo a Matteo con curiosità. Prodi ancora qua, lo scongelano. Doveva andare in Africa, aveva detto che se perdeva andava in Africa. Si vede che, ma è ovvio, se gli africani, questa comunità vengono in Italia, lui dice, ma l'Italia l'Africa è qua, mica è di là. Allora Renzi studia come sforare il patto di stabilità, si apre una nuova partita con Bruxelles. La ripresa in Europa aiuta, ma preoccupa la corsa del debito. Scusa, ma non erano i leghisti quelli che dicevano no al patto di stupidità, di stabilità? Adesso Renzi... perché adesso deve governare, insomma è stretta la cosa. E poi cuneo fiscale, burocrazia e giustizia, ecco dove si misura il cambiamento. E poi c'è Matteo Renzi che inforca la bicicletta, pronto a partire, c'è Romano Prodi in tenuta da jogging. Sì, ma queste sono cazzate, perché fanno vedere lui in bicicletta, l'altro che va a piedi. Sì, ma questo solo per i giornali, perché poi vanno con l'auto blu. Questo si capisce, però questo è... Ma questa è una foto datata, però. Sì, si vede che Matteo e il suo altrove, così Firenze diventa rifugio delle trame del palazzo. Se sento parlare di rimpasto, scappo dalla mia gente. La protesta degli autoconvocati al CGL, questo è un altro problema che ha la CGL fra la Camusso e il segretario FIOM Landini. Landini e Rodotà con i 2000 delegati stravolge l'idea di partecipazione. Chi? La Camusso stravolge l'idea di partecipazione. Schiaffi, ricorsi, strategia, controproposte, i giorni più neri del sindacato rosso. E poi c'è la foto di Sergio Coferato, ex segretario della CGL, ex segretario del PD, se non vado errato, no? Cofferati. Che dice In mancanza di forti obiettivi ci si riduce agli scontri interni. Ma i forti obiettivi, caro Cofferati, mi dispiace, sei stato pure il mio segretario quando ero in CGL, eri inesistente, ma fa niente. Ma io dico, ma come in mancanza di obiettivi forti? Ma l'occupazione che la stiamo perdendo in Italia non è un obiettivo, è il tuo obiettivo principale, doveva essere, non quello di occuparti di partiti e di partitine e di cose di cui poi hai dimostrato di non capire niente, tanto che ti hanno subito pensionato. Litigano tutti, ma la poltrona ce l'hanno tutti. Ce l'hanno tutti. Regia, dobbiamo andare in pubblicità? Allora, sì. Pubblicità. Il pensiero.
su Radio Padania Libera. Chiama il numero 02 66 23 44 22. E torniamo in diretta da Radio Padania Libera, Andrea Ancona e Alfredo Lissoni, anzi Alfredo Lissoni e Andrea Ancona. Tra poco apriremo le linee dopo aver dato un'occhiata al il giornale Il Giorno, quindi potete telefonarlo 02 66 20 35 29, ripeto 02 66 20 35 29. Salutiamo gli ascoltatori nuovi che tutti i giorni sempre più gente ci ascolta, nostri elettori della Lega e semplici simpatizzanti e comunque curiosi, e poi se gli altri vogliono telefonare per provocarci va bene, mettiamo un po' di pepe. Esatto, alla cosa va bene tutto. Le consultazioni al Quirinale, assalto alle poltrone, Alfano e Vendola e la minoranza PD minacciano Renzi, più posti o sfiducia, il candidato premier rallenta, voci su Prodi, ministro dell'economia. La grande. Ma ecco, la cosa bella dell'Italia è che passano i secoli, fa sempre le stesse cazzate. Sì. Cioè, proprio non impara niente. Prodi, quello Sì, che sì. ci faceva lavorare un giorno meno entrando nell'Unione Europea. Cioè, non lavora per niente. Esatto, doveva dirlo, non lavoreremo più, ma che bello, non facciamo più niente. Il riscatto di Berlusconi al colle, opposizione ma seria. Letta ci lascia un regalino, l'abbiamo visto anche soprattutto da Padania, 2,4 miliardi di tasse in più. Il disagio di Re Giorgio con il dottor Silvio. Va bene, così, però l'hai ricevuto. Quando Salvini ha detto io vengo con l'alluvionati, il sindaco, eccetera, eccetera, ha detto no, il protocollo non lo prevede, stai a casa, e così almeno, come si chiama, come diceva Salvini, non ha fatto perdere tempo a nessuno, ha detto bene, non vuoi che vengo con loro, io non ci vengo, faccio prima. Tanto cosa doveva dire al Presidente? Niente. Troppi ostacoli nella staffetta, Napolitano costretto a frenare, consultazioni più complicate del previsto, il Presidente prende tempo, ritmi intensi, nulla di rituali, incarico a Renzi, non prima di domani. L'emozione del Cavaliere al grande rientro, schiaffo a chi lo voleva tagliato fuori, non è bastato condannarlo e cacciarlo dal Senato, il leader di Forza Italia e il partner indispensabile per Matteo Renzi. E poi il solito teatrino, una manifestazione del cosiddetto popolo viola, lancia un pomodoro all'indirizzo della vettura su cui era Silvio Berlusconi. All'arrivo al Palazzo del Quirinale la polizia ha evitato che la situazione degenerasse. E poi ancora, saremo responsabili, il dottor Silvio vince la sfida con Re Giorgio. Gelo tra Berlusconi e Napolitano, l'imbarazzo del capo dello Stato che prende appunti a occhi bassi. Colpa anche della gaffe del cerimoniale che nega all'ex premier i titoli di cavaliere e onorevole. Beh, cavaliere non gli è stato tolto il cavalierato. Scusa un attimo, ma il popolo viola, quelli che con le donne facevano le manifestazioni contro Berlusconi, se non ora, quando, eccetera, ora non per difendere Berlusconi, gli tirano i pomodori, ma è la sinistra che sta facendo l'accordo con il PDL, cioè li tirino a Renzi, cioè, che vogliono da Berlusconi? Sì, poi oltretutto il cerimoniale lì, questo il fenomeno che non so chi sia, se no avrei detto anche cognome e nome, deve sapere che uno il cavalierato non è stato tolto, e non, ribadire, non per difendere, poi il titolo di onorevole è come quello di sacerdoti in eterno, anche quando decade dalla carica, uno ha il titolo sempre di onorevole. Questi sono eterni. Che lo sapessero questi qua del cerimoniale, perché io anche un consigliere di zona che era stato onorevole, io lo chiamavo onorevole, la Calamida di Riforma del suo comune, l'ho chiamato sempre onorevole in aula, perché dai il titolo più alto, per rispetto. Nel PD cresce il mal di pancia, Renzi si trova già assediato, Civati prova a raccogliere i dissidenti contrari alla fiducia, ci sarebbero almeno 6 senatori incerti, il leader va allo stadio, i SO si attivano per disinnescare la scissione. Io ero a mangiare fuori e ho guardato la partita, c'era Renzi allo stadio, a un certo punto stava perdendo la Fiorentina, lui non si è accorto di essere inquadrato e stava ridendo e scherzando, ha fatto la sua solita brutta figura, perché i fiorentini che vedono il loro sindaco che ride mentre la Fiorentina si becca 2 pappine non è stato il questo è massimo. niente, vedrai quando riderà per l'Italia. Ah beh, certo. E poi c'è un po' la composizione di Camera e Senato per capire le maggioranze possibili. Poi Alfano fa il bullo con Matteo, ma tra i suoi è rissa per i posti. Il leader NCD chiede tempo e minaccia il PD, no a un esecutivo di sinistra, pressing per restare vice premier, mantenere gli interni e altri 2 ministeri, e anche Dudu. Appunto.
Gli inciuci non finiscono mai, spunta pure Prodi al governo. Addio buoni propositi, il numero dei dicasteri sale da 10 a 18 per accontentare gli alleati. Per Montezemolo, ruolo da ambasciatore del brand Italia nel mondo. E poi ci sono i favoriti per Palazzo Chigi, sono le 10:20, non vorrei che abbiate qualche problemi poi di stomaco, quindi non diciamo i nomi. C'è tutta gente nuova, no? Tutta gente Boeri, nuova. la Pinotti, la Bonino, Del Rio, cioè proprio illustri sconosciuti. Sì, poi ma gente Ancora la Lorenzin, non si era detto che non sapeva niente di poi c'è sanità. Alfano, però in un'alternativa a Franceschino, Maurizio Lupi, Sì, tutta gente nuova. Poi i cieli non molano mai, cioè non è che... Però come devi spiegare? Ma con tutti gli economisti che ci sono in Italia, eccetera, eccetera, è possibile che a ogni elezione saltano fuori i nomi di Prodi, di Amato e di Monti? Ma, sai, loro sono i referenti dei poteri forti e di altri, e per cui e poi il giornale non ci offre niente di buono. Dai, chiudiamo con il giorno. Anche il giorno ha poche pagine di politica nazionale, poi governo, i partiti frenano Renzi, Alfano avverte, esito incerto, chiarezza sul programma, una fede del PD minaccia di sfilarsi, ok di Berlusconi alle riforme, domani l'incarico napolitano, lavorare con serenità. Confaloniere dice Silvio e Matteo Renzi, asse per l'Italia. Confaloniere è stato un gran politico, sa tutto. I paletti di Alfano, i dubbi del PD, la maggioranza è già sotto stress. I centristi per il governo, esito incerto. Da sinistra c'è chi vuole sfilarsi. Raffica di incontri, Renzi scalpi da Napolitano, dovrà ascoltare i partiti. Napolitano dice che Renzi dovrà ascoltare i partiti. E chi ascolta? Ribadiamo, Dudu. Mi piace Dudu. Il maggiorino Dudu. Il premio designato avrà bisogno di tempo, domani l'incarico. E poi c'è la giornata, questo mi pare, se non vado errato, è Massimo Fini, lo dico bene? Sì, sembrerebbe invecchiato. Sì, un amico mio personale, anche Massimo Fino, che saluto, non so se ci ascolta, ma lo salutiamo in ogni caso cortesemente. Insomma. L'ascesa del rottamatore divide Firenze, il nome Machiavelli, ma ora i fatti. Confalonieri tifa per le riforme, Silvio e Matteo uniti per Italia, Berlusconi è ancora sul ring e il segretario del PD non è Caino, non è neanche Abele però, ragazzi, cioè, mettiamoci d'accordo. Tanto hanno fatto tutte e due la brutta fine. In Lizza Guerra torna la Severino, alla ricerca dell'asso per l'economia, Berlusconi gela il Colle, ma saremo responsabili. E poi i palazzi romani, l'ora di Del Rio, l'eminenza grigia e le solite cose. Questo però è interessante. Ecco, la crisi italiana vista dall'America, via obbligata, più tagli, meno tasse. Renzi non è stato eletto, dicono in America, per convincere la gente deve agire in fretta. E poi c'è la di Fonzi e di Renzi. Sul Times e sul Guardian l'hanno messo Renzi come Fonzi. Insomma, questo è la. Ci stanno trasfottendo? No, ma la considerazione che hanno di noi all'estero, quindi non era soltanto di Berlusconi, di questo modo di far politica degli italiani, questo modo. Non hanno tutti i torti, però. Certo, insomma, il terzo presidente del Consiglio non eletto, insomma, qualcosa dovrà pur dire, significherà pure per loro, insomma. Confiducia rottama la Camera, stipendi fuori tagliato 1 miliardo, gli imprenditori tornano alla carica, risparmi sui costi della politica. Sì, ridurre il costo del lavoro no, sarebbe. E poi niente poi più di interessante su che dice, apriamo le linee? Sì, direi proprio allora, sì. 0266203529 il numero per intervenire, gli sms al 346-6427-756, ne sono già arrivati diversi. Palazzo Chigi in tribuna, Renzi, ma il nostro è il Palazzo Rodrigo che segna e ci fa vincere, ciao Gianni. Poi gli stranieri disoccupati vanno mandati tutti in Puglia dove il presidente ha detto che sono ben voluti, via da qui e tutti là, ci scrive Lia. Poi cazzola del nuovo centrodestra, ovvero la supercazzola, ci scrive Roberto. E ancora scambiamo i due Marò con la Chienghe e la Bonino, che ne dite? Ci scrive Vanna, e non so se in India sono d'accordo. Prato, ore 17:30, la manifestazione della Lega Nord anti-integrazione, 32 partecipanti, 49 agenti delle forze dell'ordine, vedi? Dove? A Prato, quindi un e mezzo per leghista.
a parte le spese per pagare i poliziotti, non era meglio impiegarli dove c'era veramente bisogno o lasciarli sabato pomeriggio con i loro familiari? E questo è Denis, cittadino albanese. È interessante questa cosa. Perché, Sì, beh, giusto. No, ma notare come un cittadino albanese ci fa notare che noi siamo fessi, ha ragione. Non noi leghisti, noi italiani. Sentiamo una telefonata, pronto? Buona domenica padana a tutti. Buona giornata. Rinaldo da Como. Sì. Vorrei una brevissima premessa. Manifestazione di ieri, un'ottima affluenza. Abbiamo distribuito la Padania a chi si fermava, hanno accettato molto volentieri e ci hanno ringraziato. Per cui forza è avanti tutta, perché non c'è più tempo per aspettare. Vorrei solo proprio rimarcare e fare ancora una volta, se mai fosse necessario farlo, proprio rimarcare ancora una volta la totale mancanza di dignità che proprio è la cosa primaria di questa gazzarra ignobile che si sta per l'ennesima volta compiendo. A parte quella dello sborone Renzi che si rimangia il patto e dice no, io mai Presidente del Consiglio se non votato dai cittadini, e va a fare il Presidente del Consiglio, ammesso che lo facciano fare. Io vorrei proprio ancora una volta dire quel faccione di Prodi, preso a calci nel culo da loro, dai militanti, da coloro che non l'hanno votato in Parlamento a farlo diventare Presidente della Repubblica. Quando ci sono state le primarie e ha vinto Renzi, ha consegnato la tessera al partito. E adesso, che sente profumo di poltrone, quel faccione ignobile che ha firmato il patto scellerato dell'euro, perché non dimentichiamoci che ha sulla pelle, ha anche questo faccione ignobile del Mortadella, adesso che sente profumo magari anche ancora di Quirinale, o comunque di poter ancora avere qualche milioncino dal partito, perché una poltrona gliela daranno, magari delle finanze, questo faccione ignobile, ritorna nell'orticello dello sborone Renzi. Vabbè, veramente è una schifezza. Buona Padania a tutti, libera il più presto possibile, buon lavoro. Grazie, interessanti contenuti, però prendiamo un attimino le distanze dai termini un pochino forti che ha usato il radioascoltatore, anche se capisco benissimo che la gente è stufa, perché questo teatrino della politica è veramente vergognoso. Me ne vado, non me ne vado, non lo faccio, alla fine sono tutti là, sono tutti bravi a promettere un mucchio di balle, poi quando è il momento sono tutti lì. Sentiamo un'altra telefonata, pronto? Pronto? Buongiorno, abbassi la radio per favore. Sì? Ci dica. Senta, io ho la mia età, ho 76 anni e non capisco niente di www, chiocciolina, appunto, tutte quelle robe lì. Per dare qualcosa alla Lega, com'è che si può fare? Quando ci sono i banchetti? Sì, per esempio, va bene signora, prenda carta e penna perché dopo le do un numero di conto corrente postale. Allora mi lasci il tempo di prendere carta e penna. Sì, buona giornata, viva la Lega. Grazie, buona giornata, un'altra telefonata, pronto? Ciao ragazzi, io purtroppo per motivi di famiglia non sono potuta venire, mi sento male. Okay. Hai capito chi sono? Sì. Per equivalere vado a prendere i 5 padani e le regalo. No, non potevo, mio marito non stava bene. No, facciamogli tutti gli auguri di pronta guarigione. Grazie, ciao ragazzi, buona Padania. Ciao, grazie. Allora, dopo lo ripeteremo ancora, comunque il numero di conto corrente postale per un contributo volontario per la radio è il 37671294. Lo ripeto, 37671294. Lo ripeto un po' malvolentieri perché insomma noi non siamo come il PD, che tra l'altro oggi hanno le ennesime primarie, quindi altri 2 euro, ma questi sono dei furbacchioni, cioè vanno a votare continuamente, fanno sempre primarie e un sacco di soldi, forse anche leggermente esentasse, non so, perché non si capisce poi dove vadano a finire. No, sicuramente sì, perché offerta non può essere tassata. Infatti. Va bene, allora nel frattempo, ma qual è la posizione della Lega? Noi abbiamo l'intervista che il nostro segretario federale Matteo Salvini ha rilasciato a Sky TG24, sentiamola assieme. Poi possiamo però collegarci subito con Milano. Segretario della Lega Nord Matteo Salvini, buonasera. Eccoci qui in diretta. Allora, apprendiamo dal calendario delle consultazioni che per voi l'appuntamento è per le 17 di domani. Quindi insomma ci andrete, ma lei ci sarà o no? No, sarebbe stato alle 17. Ah, ecco. Sarebbe stato alle 17. Abbiamo altro da fare, nel senso che ci saremmo andati nonostante sia in atto un vero e proprio attentato alla democrazia, nel senso che il terzo Presidente del Consiglio non eletto da nessuno è veramente troppo, neanche a Cuba o in Corea del Nord
riescono a fare tanto, però nel nome dell'utilità dei nostri territori e della nostra gente ci saremmo andati. Io ho chiesto personalmente come segretario di partito che la delegazione della Lega potesse essere arricchita, però da uomini del territorio, quindi da un sindaco di un comune terremotato, per parlare anche delle esigenze di chi ha il fango in casa e di esenzione fiscale per gli alluvionati, di un presidente di provincia di montagna, visto che a Roma di montagna, di Alpi e della vita difficile che si fa da quelle parti ne sanno poco, e poi di un presidente di regione, in questo caso del governatore Luca Zaia del Veneto, un Veneto colpito da disastri, da miliardi di euro, e che da Roma aspetta ancora risposte. Insomma, avremmo superato i problemi di forma di un momento che niente ha a che fare con la democrazia, per portare a Roma non le solite istanze, la legge elettorale, cioè poi avete chiesto questo e vi è stato risposto di no, una delegazione così composta. È stato detto che il rito, il cerimoniale, la prassi romana non prevede queste incursioni territoriali, e quindi siccome io faccio politica per rispondere ai miei sindaci, ai miei esodati, agli alluvionati, me ne sto a casa, e quindi vorrà dire che nello spazio della Lega domani qualcuno si berrà un tè. Con tutto il rispetto, io ho voluto fino all'ultimo non dare un no pregiudiziale alla Grillo, per intenderci, nonostante, ripeto, il PD stia facendo un disastro di dimensioni inenarrabili. Volevo andare a parlare di fatti concreti, di problemi concreti, di vita reale, di lavoro. Se non si può fare, perché la forma non lo permette, perché la prassi non lo permette, perché le regole romane dicono altro. Lei dite non allora ci andiamo, domani... però da Renzi ci va Salvini, no? È la prima cosa che ha detto, non appena gli verrà dato l'incarico, però lo voglio incontrare. A parlare esattamente di queste cose, e quindi spero che la forma di Renzi sia diversa, e quindi io ci vado da Renzi, però a parlare appunto delle 160 crisi aziendali. Io più che della legge elettorale voglio parlare della Electrolux, della Francotosi di Legnano o della Invernizzi di Caravaggio. Quindi da Renzi da qui dipenderà il vostro sostegno o meno, appunto, a Renzi, in base agli argomenti. Però da Renzi io da Renzi ci vado con il sindaco terremotato, con il governatore del Veneto che da solo mantiene metà del paese, e con un presidente di provincia che supplisce in Valtellina, in Valchiavenna, le assenze dello Stato. Se posso fare la Lega, se posso parlare di cose concrete anche a Roma, ci vado, altrimenti io domani pomeriggio a questo punto, invece di atterrare a Fiumicino, sarò alla mia fiaccolata per la sicurezza a Milano, e poi a Pavia e poi a Piacenza. Mi spiace perché fino all'ultimo ci abbiamo provato, però se ci dicono che il rito romano non lo prevede, allora tanti auguri al rito romano, io mi tengo il rito ambrosiano e mi occupo di altro. Va bene, è stato chiarissimo. Andiamo oltre, però, appunto, come lo vede Matteo Renzi, visto che anagraficamente rappresenta comunque una nuova generazione politica, no? Un po' come lei, come a dire, se le chiedesse qualcosa lei darebbe una mano, darebbe il suo contributo? Ma io il mio contributo lo do a prescindere dai colori politici. È un momento in cui la gente non va dalla destra alla sinistra, ma va dalla soluzione dei problemi concreti. Quindi se Renzi venisse a parlarmi di ribaltare questa Europa a costo di uscire dall'euro per riprenderci la sovranità sulla nostra moneta e sul nostro futuro, se sull'immigrazione la smettesse con l'ipocrisia della sinistra la Chieng e parlasse di regole certe per tutti, per italiani e per stranieri, e soprattutto se mi spiegasse come intende risolvere le crisi del lavoro e delle tasse. La prima impressione che ha avuto del Job Act qual è stata? Parte male, questo Renzi parte veramente male, nel senso che, ripeto, se non è un colpo di Stato poco ci manca. Ormai in Italia la democrazia è sospesa. Fino all'altro ieri diceva che mai sarebbe andato al posto di Letta, e pipim, e invece parte male. Parte con l'appoggio delle grandi banche, della grande finanza, di Berlino e di Bruxelles, quindi tendenzialmente a me, uomo della strada, se uno parte con l'appoggio delle banche e della finanza, porta poco di buono all'esodato, al pensionato. Però detto questo ci andrò. Un minuto dopo l'incarico io come segretario della Lega chiederò di potergli parlare a patto che si possa parlare anche di montagna, di agricoltura, di alluvioni, di territorio e di esodati. Se dobbiamo solo fare fantapolitica, allora lo lascio fare a qualcun altro.
E se per esempio, non so, proponesse, così ragioniamo un po', alla Lega e al Ministero dell'Agricoltura, è una proposta che accettereste? Ma la Lega gli andrebbe a dire che il Ministero dell'Agricoltura dovrebbe essere sciolto, così come da referendum, e le competenze lasciate alle regioni, che loro devono andare a Bruxelles a trattare regione per regione, realtà per realtà, dalla Lombardia alla Sicilia alla Liguria, trattare direttamente con Bruxelles per riportarci a casa la nostra agricoltura. Quindi questo è proprio il Ministero che in un governo serio non dovrebbe più esistere. Tra poco, fra l'altro, ci andremo a Bruxelles per sentire un po' che aria tira, no? L'accoglienza che viene data a Matteo Renzi. Ci dica anche... Ma Renzi arriva lì per scelta di Bruxelles, non arriva lì per caso. Dopo Monti e dopo Letta, Bruxelles ha scelto Renzi, e se Bruxelles sceglie qualcuno vuol dire che la fregatura temo che sia dietro l'angolo, perché Bruxelles per l'Italia e gli italiani significa solo disoccupazione, fame e sfiga. Sappiamo benissimo qual è il vostro punto di vista sull'Europa, appunto, sulle politiche europee. Ci dica anche un'altra cosa, voi lo dite, no? L'ha detto anche lei poco fa, voto subito, elezioni subito. Secondo lei Renzi ci vuole davvero arrivare al 2018 oppure si vota prima? Si farà in modo di andare a voto prima? Questi drammaticamente non sanno che cosa fare domani mattina. C'è il PD che attacca il PD, che sfiducia il PD, che chiede la rifiducia al PD e che si confronta col PD e che litiga col PD. Di mezzo c'è un paese... Ci sono 160 crisi aziendali ferme sul tavolo romano del Ministero dello Sviluppo Economico, ferme da mesi. Ci sono i 400 operai della Franco Tosi di Legnano che se ne fottono della legge elettorale e vogliono una risposta da Roma. Questo lo sappiamo, lei lo ha detto da sempre, non è la priorità. Ma lo facciano in fretta. In democrazia si andrebbe a votare. In democrazia, se cade un governo, normalmente si vota. Però in Italia ormai sembra di essere in Corea del Nord. Quindi... Senta, tornando invece ai ministeri e poi davvero fra poco la salutiamo, no? Ma rinuncereste, rifiutereste qualsiasi ministero? Sull'agricoltura già ce l'ha detto. Ma figurarsi, non ci interessa nessun ministero. La nostra disponibilità a parlare con Renzi non prevede posti di governo o di sottogoverno. La nostra disponibilità è sui fatti concreti. Se vogliamo parlare di abbassamento dell'IRAP, noi ci stiamo e votiamo quel provvedimento. Se vogliamo parlare di ridare i soldi ai comuni che sono derubati da nord a sud dallo Stato centrale, ci stiamo. Oggi c'erano a Roma i 4.000 lavoratori della Croce Rossa italiana che rischiano di finire a casa perché qualcuno pensa di svendere un patrimonio di storia, di palazzi e di soccorso pubblico. Ebbene, se parliamo di cose concrete, noi li votiamo questi provvedimenti. Se arrivano in Parlamento provvedimenti intelligenti, noi dall'opposizione li votiamo, però lei sa che cosa c'è all'ordine del giorno del Senato di settimana prossima? C'è lo svuota carceri e il salva Roma. E secondo lei io come Lega vado a votare lo svuota carceri e il salva Roma? Ma io faccio la guerra contro lo svuota carceri e il salva Roma. Va bene, è stato molto molto chiaro Salvini, come sempre al solito. Allora ci conferma dunque che se non approvano la delegazione che voi volete mandare a Roma, domani alle 17 quella porta non si aprirà in un verso né nell'altro, quella che vediamo su Sky TG24. Dovrete mandare la pubblicità a malincuore, perché io ci sarei andato, ripeto, io ci metto la faccia, però non a fare una visita di cortesia o a bere un caffè col presidente Napolitano. Io ci sarei voluto andare a parlare di Ma Nord. non può essere e di lavoro. l'occasione davvero per dire qualcosa proprio a Giorgio Napolitano? Ma guardi, se non mi fanno andare in compagnia della gente che mi rappresenta sul territorio, che si sporca le mani in mezzo al fango e che risponde ai problemi di Belluno e di Vicenza, che è sott'acqua e sotto la neve, cosa ci vado a fare? La salutiamo, segretario, a presto. Grazie. Arrivederci. Insomma, un grande Salvini, è stato chiarissimo con questa giornalista che continuava ci andiate, adesso c'è un nuovo verbo, ci andiate, non aprite il verbo andiare. Il verbo andiare, e insisteva, no? Come dire, ma se vi offrono la poltrona, questa non l'ha capito che noi siamo diversi? No, poi francamente Salvini rispetto a tutti gli altri leader, a tutti, quando risponde non fa giri di parole, va diritto alla risposta senza star lì a fare come faccio una premessa e poi dicono tutte altre cazzate. Cioè Salvini va direttamente, risponde, punto, stop, e questo secondo me il popolo apprezza questa chiarezza. Una telefonata, pronto?
Pronto, ciao Padania Misterioso, come stai? Ciao, sto bene. Ciao Guglielmo Abrici, ascolta, ma sentivo che vorrebbero mettere Montezemolo come per il brand Italia, è lo stesso che ha mangiato fuori la Frau mica tanto tempo fa. Hai visto? È sempre lui. Sì, beh, oggi il brand Italia dovrebbe andare mica male, nel senso che ci mangia fuori tutte le ultime cose che funzionano e poi ci lasciano qui. Appunto, un brandy si fa, no, non un brand, un brandy. Sì, difatti ci fanno proprio un brandy. No, ma hanno preso l'uomo giusto. D'altronde sono specializzati, no? Sono mica sempre stati loro a prendere Susanna Agnelli. Sì, infatti. Per i cosi esteri, per il fratellino. Per cui non è che ci sia una grande novità. Infatti. Siamo le solite. Speriamo negli alieni. Poi guarda, ormai ce ne stanno solo quelli, perché in effetti per il Made in Italy vanno a prendere uno che sta delocalizzando tutto all'estero, proprio favolosa. Sì, ma che siamo un paese. Però certi alieni, per la storia che hanno, è meglio che stanno a casa loro. Esatto. Però certi meglio. Padroni a casa loro e non a casa nostra. Bene, dalla regia mi fanno dei gesti strani, quindi o regista un ictus o no, è ora di mandare la pubblicità. Un nuovo modo per sostenere la tua radio. Visita www.radiopadania.net. Nella pagina principale troverai un pulsante Donazione. Ti basta un clic e potrai versare il tuo contributo volontario direttamente online. Potrai donare con ogni tipo di carta di credito, anche prepagata. Ti aspettiamo online su www.radiopadania.net. Sostieni la tua radio con il tuo contributo volontario. Radio Padania. Ore 21:30, giusto? Sì. Giusto. Basta, l'abbiamo fatto lo spot, basta. Benissimo, rieccoci in diretta, ci potete mandare gli sms al 346-6427-756, le nostre linee verranno aperte fra qualche minuto allo 0266203529, perché prima vogliamo presentarvi anche un libro in formato telematico. Intanto sono tanti gli sms che sono arrivati. Napolitano si consulta con la Boldrini circa il nuovo governo, equivale a consultarsi con Schettino per sapere la rotta migliore tra Civitavecchia e il Giglio, ci scrive Roberto. Poi ancora
Alfano, oggi affanno, non era con Maroni contro l'illegalità, contro la mafia, contro la clandestinità, e con Letta solo una nullità come Letta. Oggi Renzi cosa andrà a combinare al Parlamento? Sento che ne combinerà delle grosse portandoci allo sfacelo con Prodi, il mortadella, ci scrive Mary da Vicenza. Va bene, insomma, allora gli sms al 346 6427 756, ma come vi avevo anticipato parliamo di un libro in formato telematico, un ebook molto interessante che ci fa riflettere, e forse di questi argomenti fino a qualche anno fa non si poteva nemmeno parlare tanto liberamente. Si intitola Le mani della mafia, finanza e politica tra IOR, Banco Ambrosiano, Cosa Nostra, la storia continua. È pubblicato dalla casa editrice Chiare Lettere. L'autrice è Maria Antonietta Calabrò, che è una giornalista molto famosa, una giornalista del Corriere della Sera, e che tra l'altro ha vinto nel 2001 il premio Saint Vincent per il giornalismo. E noi siamo in collegamento telefonico con la dottoressa Calabrò, che saluto. Buongiorno dottoressa. Buongiorno a voi. Senta, le mani della mafia, in questo caso in Vaticano. Sì. Sì. È una storia singolare quella del Banco Ambrosiano e di Roberto Calvi, perché sicuramente lui era, diciamo così, un banchiere lombard, che poi è finito nelle spire di narcotrafficanti, gruppi di pressione mafiosi e con una connessione poi diretta con la cosiddetta Banca Vaticana, cioè l'Istituto per le Opere di Religione. Sì. Il mio libro aveva riaperto le indagini sulla morte di Calvi agli inizi degli anni 90. Io adesso ho scritto un upgrade, cioè una nuova edizione molto ampliata, perché ho trovato che ci sono delle connessioni dirette tra la vecchia storia del Banco Ambrosiano e della fine di Calvi, che noi adesso sappiamo dalla fine del 2011 che effettivamente lui è stato ucciso, e le vicende degli ultimi scandali dello IOR, cioè della Banca Vaticana. Ecco, dottoressa Calabrò, a questo riguardo, perché io ricordo che all'epoca si diceva ma no, il suicidio sotto il ponte dei Blackfriars, la segretaria che dispiaciuta si era buttata dalla finestra, insomma lì c'era puzza di insabbiamento lontano 1 chilometro. Sì, esatto, infatti se attualmente, cioè alla fine del 2011, la Cassazione non ha potuto, diciamo, riaprire, cioè confermare condanne nei confronti dei responsabili del delitto, è solo, come è scritto chiaramente nella sentenza, per il troppo tempo passato dal momento del fatto, cioè dal momento del ritrovamento del corpo di Calvi a Londra. Però ormai è assolutamente accertato a livello giudiziario italiano che Calvi è stato ucciso. E l'altra cosa che è contenuta nella sentenza della Cassazione è che lo IOR riciclava i soldi della mafia. Voi tutti vi chiederete perché c'è una connessione adesso tra gli scandali ultimi che hanno coinvolto lo IOR, l'ultimo il caso di Monsignor Scarano, e questa vecchia storia. Infatti. Allora io ve lo spiego, cioè nel senso che c'è un intreccio di persone coinvolte e di conti che sono sopravvissuti per 30 anni, che si chiamano i cosiddetti conti misti a gestione confusa, cioè con i quali lo IOR operava in Italia presso banche italiane. Questi conti praticamente sono stati usati fino al 2010 dallo IOR per movimentare dei soldi in conto IOR, ma in realtà operavano per clienti dello IOR senza che essi venissero identificati. Uno di questi clienti era Nunzio Scarano, e proprio nella ultima ordinanza di arresto di Scarano di questo gennaio, cioè di metà gennaio del 2014, il magistrato, il GIP di Salerno, descrive con chiarezza il meccanismo con cui venivano
usati questi conti misti che per la loro stessa caratteristica facilitano e rendono assolutamente possibile il riciclaggio di denaro da parte dello IOR. Ecco, dottoressa Calabrò, allora sono cambiati alcuni protagonisti, anche perché per forza, insomma, il tempo è passato, sono cambiate le norme antiriciclaggio che sono diventate più severe, però gli interessi sono sempre quelli, fortissimi e molteplici. Esatto, e proprio per questo, diciamo, dopo il primo arresto di Scarano alla fine del giugno del 2013, il Papa Francesco, che avrebbe voluto, lo ha dichiarato lui stesso, occuparsi delle finanze vaticane nel secondo anno del suo pontificato, ha dovuto accelerare i tempi e mettere a lavoro 2 commissioni pontificie per la riforma delle finanze vaticane. Queste 2 commissioni hanno consegnato i loro lavori la settimana che si è appena conclusa, cioè pochi giorni fa, e questi lavori saranno sottoposti al giudizio del cosiddetto G8, cioè il Consiglio dei Consiglieri di Papa Francesco, G8 dei Cardinali, che si riunisce a Roma domani per 3 giorni. Senta, a questo proposito, con Papa Francesco, che insomma sembra abbia voluto cambiare molte cose in Vaticano, ha nominato una nuova commissione per ripulire la Banca Vaticana, ha fatto fare le valigie a Bertone e Calcagno, insomma ci possiamo aspettare qualcosa di positivo secondo lei? Sicuramente, anche se è chiaro che siamo in un momento cruciale, cioè in un momento che può essere decisivo in un senso o in un altro, ecco. Quindi il processo va seguito con grande attenzione, con grande determinazione anche da parte degli organismi di stampa, perché è chiaro che tutto può succedere. Il Papa però sembra fortemente determinato a cambiare, ha cambiato la commissione cardinalizia di sorveglianza per 4/5, cioè sono 5 cardinali, ne ha cambiati 4 su 5, è stato cambiato il capo cioè è andato via da lì anche il cardinale Bertone, l'ex segretario di Stato, e poi è stato cambiato il vertice dell'AIF, che è l'organismo di controllo su tutte le transazioni finanziarie in Vaticano. Prima era il cardinale Attilio Nicora, adesso è stato nominato un arcivescovo ad interim, e quindi anche lì questo organismo che è fondamentale e che questa settimana deve iniziare a fare le ispezioni presso la Banca Vaticana, un'ispezione indipendente sulla Banca Vaticana, deve assolutamente ha voluto che assolutamente cambiassero i vertici. Dottoressa Calabrò, io ricordo, era soltanto un film per carità, però all'epoca di Papa Luciani, anche lui voleva mettere così il naso nella Banca Vaticana, insomma circolò la voce che era stato ucciso con la morte improvvisa dopo 33 giorni, ora io non so se sia vero, probabilmente non lo sa nessuno, mi chiedo, è vero? C'è un rischio, se c'è un rischio. C'è stato un allarme avanzato da Nicola Gratteri, che è il procuratore di Reggio Calabria. Un paio di mesi fa ha fatto un'intervista al Fatto Quotidiano in cui sollevava questo problema. I responsabili della sicurezza vaticana hanno detto che questa era una sua analisi, un'analisi del procuratore, che però non aveva nessun, diciamo, elemento di fatto, ecco, che potesse giustificare un allarme specifico, ecco. Naturalmente si tratta di soldi, di tanti soldi, si tratta di un sistema, di un canale, quindi è chiaro che è comunque un momento delicato. Infatti. Dottoressa, un'ultima domanda, ma questi soldi della mafia che devono essere ripuliti, no? Quindi entrano e escono ripuliti, ma come avviene questo procedimento? La questione è molto semplice, cioè dopo l'attentato delle Torri Gemelle a New York nel 2001, il sistema finanziario internazionale ha subito una ulteriore stretta per quanto riguarda il riciclaggio del denaro nero e sporco. Nero vuol dire frutto dell'evasione fiscale, sporco frutto di attività
propriamente criminali, cioè quindi traffico d'armi e traffico di droga. Questo perché? Perché diciamo, analizzando quello che era successo con l'attentato di Al-Qaeda, si è visto che naturalmente questo attentato è stato finanziato. No? Quindi c'è un canale finanziario che alimenta il terrorismo. Le nuove leggi sono entrate in vigore in Italia nel 2007 e il Vaticano si è adeguato con una prima Unione Monetaria Europea nel 2009 quindi tutto il processo in Vaticano è arrivato un pochino più è rimasto un po' più indietro rispetto, diciamo, all'Italia e quindi si è mosso soltanto quando poi nel 2010 sono stati bloccati un conto dello IOR, vi ricorderete, dei 23 milioni di dollari presso l'Unicredit, presso una filiale di Via della Conciliazione. Il Vaticano si è dovuto adeguare, ha scritto nuove leggi antiriciclaggio, eccetera. Perché il problema qual è del Vaticano? È la possibilità di essere in Italia, no? Sì. Però non italiano, cioè non sottoposto alle leggi italiane. Questo ha creato per alcuni anni, anche quando l'Italia ha stretto, diciamo, con le nuove leggi antiriciclaggio, un buco nel sistema italiano. Pochi giorni fa la Banca d'Italia ha dato i nuovi dati sulla quantità di soldi che vengono, cioè di segnalazioni di possibili operazioni di riciclaggio che avvengono nel sistema finanziario italiano, per una somma enorme, cioè 85 miliardi di euro. Ed è una somma che è raddoppiata a partire dal 2007, cioè a partire da quando c'è la nuova normativa. Cosa vuol dire? Che si ricicla adesso di più? Può essere, però può anche essere che adesso si vede di più, cioè nel senso le maglie della legge sono più strette, quindi no, si vede cose che prima non si vedevano. Proprio per l'entità enorme del fenomeno, parliamo di segnalazioni 85 miliardi di euro in un anno. In un anno l'Italia, la Banca d'Italia e l'Unione Europea hanno bisogno che il sistema non abbia, diciamo, delle falle. E questa era sicuramente costituita dal sistema Vaticano, ed è per questo che poi il Vaticano si è dovuto sottoporre ai controlli del Consiglio d'Europa, cioè di Manival, e stabilire le nuove leggi antiriciclaggio. L'ultima è entrata in vigore l'8 di ottobre ed è stata firmata da Papa Francesco. Addirittura è stata instaurata l'8 di agosto con un decreto legge del Papa, e poi è diventata legge effettiva dopo 3 mesi, insomma, l'8 di ottobre. E qui, per dire, questo dimostra quanto lavoro era necessario ancora fare, e tutto questo è venuto, diciamo, alla luce con il caso di Scarano, perché l'arresto di Scarano ha dimostrato, cioè c'erano intercettazioni che si parlava di questi valigie di soldi, no? Di 20 milioni di euro a valigia, con banconote da 500 euro portate dentro, e poi da lì venivano portate dentro e poi da lì venivano magari spostati questi soldi in Lussemburgo piuttosto che, ecco. Questo è il problema del Vaticano, cioè di essere dentro l'Unione Europea, dentro il sistema UE, però costituendo un possibile buco del sistema, ed è per questo che non è più tollerato. Chiarissimo. Benissimo, allora io voglio consigliare a tutti i nostri radioascoltatori di Maria Antonietta Calabrò, Le mani della mafia, la casa editrice La Chiare Lettere. È un libro che può essere scaricato con ebooks sul Mac o dispositivo iOS o con i TANS, insomma con tutte le applicazioni possibili e immaginabili dei computer. Andate sul sito della Chiare Lettere Edizioni, Le mani della mafia.
di Maria Antonietta Calabrò, casa editrice Chiare Lettere Edizioni. Grazie molte, dottoressa Calabrò, buona giornata. Grazie, buona giornata a voi. Grazie. Andrea, insomma, qui un bel polverone. Interessante, sì, ma due cose volevo dire. Beh, è vero che Calvi era Lombard, sì, vabbè, questo però c'entra poco. C'entra poco, cioè, perché Mennini è romano, Carbone e Pazienza. Va bene, ok. Però è interessante questo discorso sulle mani della mafia. Ma noi siamo collegati telefonicamente con Matteo Salvini. Ciao Matteo. Buona domenica, aspettate che mi allontano perché c'è già la sala strapiena a Firenze, prima ancora che cominci il convegno, e non sappiamo dove mettere la gente, quindi esco un attimo perché per fortuna abbiamo problemi di abbondanza. Benissimo, ma eccomi qua. Come i giornali dicono che alle nostre manifestazioni ci sono solo 4 gatti, com'è questa storia? No, ma guarda, ormai faticano anche a nasconderlo. Ieri abbiamo fatto fiaccolate in 40 città di tutto il nord e sulla stampa locale ci sono fior di articoli da Pavia, Piacenza, Padova, Genova, Milano, quindi non possono nasconderci. E devo dire che oggi sono qua per la partenza di questo Basta Eurotour, proprio a Firenze. Siamo a 500 metri da casa di Renzi, che oggi probabilmente passerà la domenica cercando ministri, e noi invece stiamo riempiendo. Era una scommessa, un auditorium in pieno centro a Firenze, che non è notoriamente zona e feudo leghista, per intenderci, e però ci sono, ripeto, c'è questa sala da 200 posti che è un problema perché ci sono già 300 persone, quindi non sappiamo dove metterle per parlare di lavoro, di futuro, di speranza, di giovani e di un'Europa fondata appunto sulle autonomie locali, sulle monete e non sulle banche. Quindi ci sono giornalisti della RAI, di Mediaset, Rai News 24, Canale 5, Sky, e quindi diciamo che quando la Lega fa e propone è difficile che riescano a nasconderla. Matteo, però Napolitano ci è rimasto male, non ci siete andati? Noi ci saremmo andati. Magari molti militanti dicevano no, non andate perché è un golpe, avendo anche ragione, però noi ci saremmo andati pur di parlare di Nord. Io ho fatto chiamare la segreteria appunto del Quirinale chiedendo la possibilità di partecipare alle consultazioni come segretario, però accompagnato da un sindaco, da un presidente di provincia e dal governatore del Veneto Zaia. Ci hanno risposto dopo mezz'oretta che il cerimoniale non prevede appunto presenze esterne, come se io avessi chiesto di portare mia nipote e mia sorella, e quindi se al Quirinale non è previsto l'arrivo di sindaci, presidenti di provincia o presidenti di regione durante le consultazioni ufficiali, se al Quirinale non può parlare il territorio se ne è rimasto a casa a occuparsi di altro. Senti, però questo mi sembra psicologicamente indicativo, cioè loro sono lì a parlare di come spartirsi le poltrone, il popolo non viene mai considerato. Sì, senza far demagogia alla Grillo, per intenderci, perché il nostro è un atteggiamento esattamente contrario a quello dei 5 Stelle che dicono no a prescindere. Noi ci dobbiamo guadagnare lo stipendio per dire dei no, ma anche per dire dei sì, quando servono. Però se ci impediscono appunto di dirli questi sì, ma almeno di presentarli. Io oggi sfiderò Renzi, che tratta non solo l'Italia ma anche la stessa Firenze come roba sua. Non faccio più il sindaco io, allora decido io chi farà il sindaco e chi farà il vice sindaco e chi mi fa fare il ministro. Sembra che il PD abbia in appalto la gestione dell'Italia, della Toscana e di Firenze, e quindi noi faremo le nostre proposte assolutamente sostenibili. Sull'euro oggi è un'anteprima di questo Basta Eurotour e visti i numeri è un'anteprima alla grande in terra rossa. L'appuntamento però, Alfredo, è per tutti gli ascoltatori con l'apertura ufficiale, con la distribuzione del libro definitivo, con le 31 domande e le 31 risposte su cosa succede senza euro. Sarà sabato prossimo a Milano a partire dalle 15, ci sarà la diretta di Radio Padania Libera, però lì i posti a disposizione non saranno 300 ma saranno più di 1000. E quindi vi aspettiamo per capire, per smontare tutte le cazzate, ma senza l'euro, il mio mutuo sarà un disastro, la benzina, far la spesa, il debito pubblico, il mio appartamento non varrà più niente, tutte euro cazzate di chi non vuole riconoscere l'errore commesso e che noi smonteremo passo per passo. Ne approfitto per ringraziare il professor Claudio Borghi, che insegna economia della finanza da 8 anni all'Università Cattolica di Milano, che ci ha dato una mano a mettere giù tutta questa lotta di resistenza. Matteo, un'ultimissima cosa al volo, anche se la sala è già strapiena, dove siete nel caso che qualcuno voglia, a questo punto aspettare fuori, ma comunque incontrarvi?
Auditorium al Duomo, una bellissima giornata a Firenze, io sto parlando con voi in maniche di camicia all'esterno, se qualcuno si vuole aggiungere il benvenuto, temo che non troverà spazio non solo in sala ma neanche nell'anticamera della sala, però meglio avere problemi di abbondanza, di interesse. Poi siamo a 2 passi dal Duomo appunto, c'è tanto verde, ci sono tanti manifesti fuori, c'è tanta gente che si ferma, si informa, chiede, quindi l'interesse, se la proposta è seria e concreta, c'è. Al di là della Lega si fermano persone che dicono ma io non ho mai votato per la Lega, però se la vostra battaglia è questa io ci sono, contate su di me. Oggi mi sono fermato a bere il caffè all'autogrill a Bologna e c'è stata un'ovazione da parte del signore che faceva i caffè, della cassiera, mai votato Lega, hanno detto, però stavolta ci siamo. Quindi per carità non è che l'autogrill di Bologna faccia testo a livello nazionale, però sono piccoli segnali che dicono che il lavoro paga. Benissimo, grazie mille Matteo, buona giornata. Buona domenica a tutti. Ci vediamo sabato. Perfetto, grazie. Allora ricordiamo, Andrea, il numero di telefono e gli sms? Sì, lo 02 66 20 35 29 per chiamarci in diretta, gli sms al 346 64 277 56. Ecco, sì. 2 cose volevo dire sul libro della signora Calabrò. No, il responsabile della sicurezza in Vaticano che stanno vigilando sulla sicurezza del Papa non ci metterei la mano. No. Dopo che gli hanno fregato gli schedari, il famoso corvo, eccetera. Sì. Poi ecco, sul discorso della Corocher, che era la segretaria di Calvi, io c'ero al Banco Ambrosiano, la Corocher era una signora di 120 kg. Buttarla giù dalla finestra sarebbe stato molto problematico. Era una signora che si aveva votato a anima e corpo al lavoro e a Roberto Calvi. Quando questo qui è scappato con l'aereo dall'aeroporto di Ronchi dei Legionari, e quindi che è sfumato un sogno, perché il Banco Mondiale era un mito, no? Soprattutto per i dipendenti, i vecchi dipendenti e le segretarie, le persone che ci hanno dedicato la vita. Evidentemente questa qua che si era identificata col suo capo, una cosa molto comune fra le altre cose quando c'è una personalità forte come Roberto Calvi, un mito come altri, insomma, e questa dal nostro punto di vista si è suicidata, anche per buttare giù, spingere una persona di 120 kg fuori da una finestra dal 5º piano, un po' dura, insomma. Ho capito. E allora intanto prendiamo una chiamata, pronto? Andrea, sono Andrea. Sì, un altro Andrea, ciao. Sono Andrea da Camisano, provincia di Cremona. Niente, volevo dire che dopo tanti anni rivoterò la Lega io, mia moglie e i miei 2 figli. Bene. E un'altra cosa, una domanda. Domani mattina, che tu sappia, Salvini è a Caravaggio oppure no? E adesso controlliamo sulla Padania. Fammelo sapere, dai, all'inizio per radio. Va bene, ti ringrazio. Comunque ragazzi, bravi. Grazie, buona giornata. E domani c'è anche un altro appuntamento interessante in Regione Lombardia alle ore 15, il convegno, visto che stiamo facendo una Marcord parlando prima della mafia con il libro di Maria Antonietta Calabrò sulla mafia in Vaticano. Domani invece Tangentopoli, ieri e oggi, è un'iniziativa organizzata dal Movimento 5 Stelle Lombardia e parteciperanno Stefano Buffagni, che è consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, Gerardo Colombo e Francesco Greco, che sono, lo sapete tutti, magistrati del pool di Mani Pulite, e da moderatore ci sarà Peter Gomez, che è il direttore del Fatto Quotidiano Online. E noi siamo collegati telefonicamente con il consigliere Stefano Buffagni del Movimento 5 Stelle. Buongiorno Buffagni. Buongiorno a tutti. Ecco, domani allora c'è questa conferenza, insomma, che si preannuncia tosta, indubbiamente. Sì, noi speriamo anche interessante, è un dibattito sul tema, perché sono passati 22 anni da quando fu arrestato Mario Chiesa, l'azione che diede il via a Tangentopoli, e noi riteniamo che il tema corruzione e tangenti sia, nostro malgrado, ancora molto attuale, quindi bisogna tenere alta l'attenzione sul tema. Ecco, diciamo, quanto hanno giocato in questa scelta di organizzare un convegno i recenti fatti di cronaca, visto che si parla di corruzione, finanziamento illecito ai partiti, insomma, certe abitudini non muoiono mai? Esatto, noi direi che gli scandali recenti assolutamente sono in linea e sono stati uno stimolo per organizzare il tema, soprattutto perché il nostro elettorato è molto giovane e non erano probabilmente abbastanza grandi in quegli anni per poter ricordarsi cosa si è vissuto, cosa è successo e il sentiment, diciamo, nazionale di quel periodo.
Senta, non è un po' una sconfitta il fatto di constatare che dopo 20 anni comunque le cose sono andate avanti sempre allo stesso modo, ahimè? Beh, direi che se ci siamo noi è evidente che è una grossa sconfitta di quella che è considerata la Seconda Repubblica, e bisogna svegliare un attimo le coscienze italiane. Insomma, ci si è dimenticati di tanti valori etici e morali. Noi non chiediamo la perfezione, ma almeno di tornare a essere una nazione degna di rispetto da parte di tutte le altre nazioni europee e mondiali. Senta, le volevo chiedere invece, per quanto riguarda il Movimento 5 Stelle a Roma, voi non avete partecipato alle consultazioni con Napolitano, avete organizzato una protesta fuori, quindi come vede lei questo governo Renzi? Governo delle grandi lobby, il governo dei grandi interessi, mosso soprattutto dalla fretta di dover andare a Roma a fare le nomine che faranno nei prossimi mesi per poter mettere nei posti giusti i propri uomini di fiducia e avere praticamente in mano la forza economica degli enti pubblici nazionali. Quindi insomma ci sembra che la priorità non siano gli interessi dei cittadini, ma sia una guerra di potere evidentissima. Quindi voi probabilmente non lo appoggerete? Togliamo il probabilmente, direi che noi le consultazioni le abbiamo fatte con i cittadini ed è stato bello secondo me vedere così tante persone in piazza. Ecco, le persone devono tornare a parlare nelle agorà, a discutere di politica, dei problemi reali, per dare di nuovo valore alla politica, perché la politica è una cosa bella ed è stata rovinata dagli scandali recenti e dall'interesse, e dal marcio e altro. Consigliere Buffagni, ricordiamo allora dove, come, quando il convegno di domani? Sì, domani il convegno sarà alle ore 15 al Pirellone per i milanesi, via Fabio Filzi 22, l'ingresso è aperto a tutti e quindi aspetto che chiunque voglia venire, perché davvero è aperto, non ha colore politico, ma si vuole tenere alta l'attenzione sul tema corruzione e tangenti. Certo, allora via Fabio Filzi 22 al primo piano, convegno Tangentopoli ieri e oggi. Grazie molte consigliere Buffagni, buona giornata. Grazie a te, grazie a lei, buon lavoro. Grazie. Ecco, io voglio sottolineare questo discorso del non ha colore politico, perché quando ci sono battaglie giuste, insomma, noi ne diamo notizia, non ci tiriamo mai indietro, anzi. Andrea, fammi un tuo commento. No, poi la Lega era in prima linea all'epoca di Tangentopoli, insomma, no? E poi hanno... rovistando nei cassetti e cercando di tirare tutti dentro, meno il Partito Comunista Italiano, hanno trovato quei 200 milioni che poi sono spariti. C'è insomma una pagina non bella e comunque oscura della politica italiana. Che è meglio non dimenticare. Sì, che è meglio non dimenticare, anzi queste cose qua vanno ricordate per non ricadere nello stesso errore, per vigilare, insomma. E secondo me le battaglie che si fanno, a prescindere con chi li fai, se sono battaglie giuste, vanno combattute. Che le fai con gente di destra, di sinistra, dei 5 Stelle, dei 4 cantoni, non è interessante. La battaglia giusta la si fa. Chiaro. Sentiamo un'altra telefonata, pronto? Pronto, buongiorno a tutti. Buongiorno. Sono Sergio da Torino. Intanto grazie per far parlare tutti. Prego. Volevo dire questo. Io ogni tanto camminando lungo le strade vedo le lapidi dei partigiani. Ragazzi di 20-25 anni che sono morti fucilati contro un muro, e mi chiedo, per questo paese qui, con questa gente qui, in cui Berlusconi, capo dell'opposizione di destra, plaude all'elezione di Renzi, capo del partito che dovrebbe essere l'opposizione di sinistra. Queste sono cose un po' strane. La seconda cosa che voglio dire velocemente è che in Italia si definiscono i 5 Stelle dei populisti. Allora, quello che in Italia viene definito populista, se uno passa la frontiera e va all'estero, scoprirà che all'estero lo chiamano con un altro aggettivo qualificativo: opposizione. Non vorrei che di questo passo arrivassimo a definire anche i partigiani di 20-25 anni morti come populisti. Grazie. Grazie. Tra l'altro voglio ricordare che l'Unione Europea ha definito noi leghisti populisti perché vogliamo uscire dall'euro. Ma anche lo stesso Napolitano però ha detto questa cosa, la deriva populista dell'Italia. Insomma, chi si oppone a un populista, basta. Allora, che vuol dire che sta dalla parte del popolo? Esatto, io sono populista. Allora siamo tutti populisti e ne siamo fieri. Linea alla regia. Quando vuoi regalarti un esclusivo momento di piacere, non c'è niente di meglio di un buon caffè. Un caffè preparato con l'inconfondibile Caffè Padano.
Caffè Padano, l'espresso buono come quello del bar. Bevi un caffè Padano e sostieni Radio Padania. Chiama subito il numero verde 800 08 68 69 e acquista una fornitura di caffè Padano. La macchina del caffè è in omaggio, grazie a Radio Padania, la tua radio. Chiama l'800 08 68 69 e prova direttamente a casa tua l'inebriante aroma del caffè Padano. E ricorda, chi beve caffè Padano sostiene Radio Padania. Caffè Padano. Mai assaggiato un espresso così? Salve, sono Giovanna della Mondoflex. Mondoflex. Adesso su tutta la nostra produzione, saldi, saldi, saldi. Venite a trovarmi, vi aspetto. Mondoflex, reti e materassi. Mondoflex, conviene sempre.
Mercedes-Bresso, ma delle liste a loro collegate avevano delle firme false. Sulla Mercedes-Bresso non si è fatto niente, però si è pensato bene di annullare le elezioni dopo 4 anni, una cosa che veramente ha ragione Salvini, cioè, come si diceva un tempo in sinistra, ma neanche in Burundi succedono queste cose qua. Beh, che paese strano. Sentiamo un'altra telefonata, pronto? Vado io? Sì, buongiorno. Ciao, buongiorno, sono Mauri, ciao ragazzi, ciao Giulio, ciao Andrea, ciao al grande Lisso. Allora, volevo dire questo, Giuseppe Renzi, anche se non dovesse raggiungere, come posso dire, visto che non è poi così facile, se non hai numeri, dici? Se non dai numeri, diciamo così, il lavoro sicuro ce l'ha sicuramente, perché verrà chiamato da Putin per fare l'edizione di Amici della Pravda, ovvero come ti sterro un amico in meno di 24 ore, vai KGB, ok? Quindi non ha problemi, capito? Lo so. Ma come si fa? Ma io non riesco a capire, ma cos'ha di democratico questo uomo? Che cos'ha? Bella domanda. Ciao Mauri, grazie, un salutone. Un'altra telefonata, pronto? Pronto? Sì, buongiorno, ci dica. Buongiorno. Io sono del parere che finché avremo quel Tutankhamon al Quirinale e non esalerà l'ultimo respiro, quello lì continuerà a fare danni, perché io lo ritengo l'artefice di tutta questa situazione in cui siamo messi. La famosa maledizione di Tutankhamon. L'unica mia soddisfazione adesso, diremo minima soddisfazione, perché dovrebbero cambiare, rivoluzionare tutto per il bene di noi del nord, però almeno si spera e ci si augura che non sia più la Kyenge come ministro, tutto qua. Però io penso proprio che Napolitano sia la causa di tutto questo catafascio che c'è in Italia. Grazie, buongiorno. Buona giornata. Che tolgano soprattutto questo ministero inutile, fra le altre cose, perché di tutto c'è bisogno tranne chi di quel ministero. Sì, insomma. Però guarda che Renzi in campagna elettorale delle primarie continuava Jussoli, e la bambina italiana che va a scuola con la bambina islamica, eccetera, per cui magari toglie la Kyenge per mettere una sua conoscenza. Sì, per carità, ma gli dimostreremo che se anche mette una bianca, una padana, una del nord, padana, insomma, una verde, una marziana, quello che vuole la Lega farà la battaglia giusta, se c'è da fare la battaglia giusta contro i provvedimenti, gli soli, eccetera. Quindi il cuore della pelle della signora Kyenge Cécile niente c'entrava con l'opposizione della Lega al ministero. No, ma noi infatti eravamo contro anche la idem bianca, tedesca, ariana, quindi non è che è vincitrice di medaglie d'oro. Appunto. Sentiamo un'altra telefonata, pronto? Sono Marco da Brescia. Sì, salve Marco. Ascolta, io volevo fare una riflessione con voi, visto che la mia concittadina di Botticino ha toccato, secondo me, il tasto giusto, nel senso che mettiamo che Berlusconi avesse appoggiato tutte le battaglie della Lega quando eravamo al governo con la più ampia maggioranza. Le cose sarebbero andate diversamente, molto bene, non ci sarebbe stato Renzi, non ci sarebbe stato il problema di Napolitano, non ci sarebbe stato il problema della Kyenge e tanti altri problemi. Non credete che il problema nostro, la nostra disgrazia è stato il governo Berlusconi? Aspetto, grazie, Padania Libera. Grazie, la nostra disgrazia è stato il governo di Roma, perché che poi uno arrivi da Arcore o che arrivi dal profondo sud, poi quando sono a Roma diventano tutti uguali, questo che ci lascia a bocca aperta. Poi su questo sentirò anche Andrea, ma prima un'altra telefonata. Pronto? Pronto, buongiorno. Buongiorno. Silvia da Bologna. Sì. E appunto non sono iscritta a nessun partito, però come sapete vi ascolto sempre in modo piuttosto spesso. E volevo dire due cose appunto sul discorso immigrazione. Non si facciano illusioni a nessuno, perché chiaramente se non c'è la Kyenge ce ne sarà un'altra, appunto, quindi la musica non cambia e le regole, le idee di questo partito unico e col pensiero unico è sempre quella, cioè, sappiamo benissimo qual è. E poi secondo volevo darti una risposta a quell'SMS che lei ha letto all'inizio sul discorso della polizia che è impiegata quando ci sono le manifestazioni della Lega. Il discorso è questo, che purtroppo non c'è,
non c'è una democrazia vera in Italia, perché chi vuole esprimere idee tipo quelle della Lega è sempre aggredito, non solo verbalmente ma anche fisicamente da tutti i vari scagnosti della sinistra, che appunto sono sempre pronti a protestare, eccetera, e poi sappiamo che sono tutte cose ben organizzate. Purtroppo la situazione è questa, e quindi magari sì, è vero, la polizia si può impegnare in modo diverso, però purtroppo questa è la situazione, e comunque se si impegna, adesso ha molto lavoro con questi immigrati che vengono qua a rubare, visto la situazione delle carceri italiane dove ce n'è quasi il 60% di loro, quindi questo volevo dire, ecco. Vi faccio tanti auguri e speriamo in bene. E innanzitutto l'ultima, e poi chiudo, beati gli svizzeri, cosa vuoi che le dica? Buongiorno. Appunto, grazie. Buona giornata. Sul discorso di Caravaggio, purtroppo guardate in internet, non so rispondere, ma il radioascoltatore bergamasco ci segua domattina perché senz'altro verrà data la notizia. Sentiamo un'altra telefonata, pronto? Pronto, buongiorno. Buongiorno. In Italia bisognerebbe innanzitutto, più che lo Stato, responsabilizzare le persone che devono tenere in mano il discorso regionale, perché voglio fare 4 esempi: la Serracchiani, Vendola, Crocetta e Marrazzo. Queste persone qua avevano in mano delle regioni che quantomeno sono importanti per l'Italia, però guardate caso, alcune sono andate praticamente come Marrazzo a carta 48 per degli scandali che sono impossibili, e mentre il discorso invece di quello che riguarda la Lega, 3 regioni, indipendentemente da quello che vogliono continuare a pompare nelle vene di quelli che votano Lega, però alla fine della storia cosa che succede? Le amministrazioni, soprattutto quella del Piemonte, è andata in attivo ed era in passivo. Quindi ragazzi miei, bisogna anzitutto cercare di fare in modo che queste persone di sinistra, che continuano ad alternarsi per quello che riguarda anche il Consiglio regionale o per quello che riguarda il comando dello Stato italiano, perché il Presidente del Consiglio fino adesso sono stati tutti di sinistra, quindi ragazzi miei, sono 2. Monti non si sa da dove venisse, probabilmente dalla Luna, perché ragionare come ragiona lui bisogna essere o dalla Luna o un aggettivo che non voglio usare. Però Letta e Renzi alla fine sono figli dello stesso partito, non fanno niente per le persone che le votano, stanno esclusivamente sorridendo in televisione e non far nient'altro. L'Italia va a rotoli e questi sorridono, sono talmente pieni di loro stessi che io sono del parere che siano stitici, scusate la battuta. Buona Padania a tutti. Grazie, salve. Un'altra telefonata, pronto? Pronto? Buongiorno. Buongiorno, buona Padania, sono Mario della Valdorso. Voglio fare una battuta un po' cattiva, però va bene. Se la merita qualcuno, senza fare nomi. Qualcuno aveva bisogno, invece della statuetta, aveva bisogno della statua, visto come il traditore che è stato. Ho capito a chi si riferisce. Senza dire chi è. Sì. Si dice il peccato, ma non il peccatore. No, ma non andiamo... Basta con quella gente lì, perché sennò perdiamo tutti, e perdete anche il mio che è 23 anni che sono in Lega. Mai più con quella gentaglia lì, basta. Grazie, buona giornata. Ciao, grazie, buona giornata. Sì, anzi, il problema neanche si pone, perché direi che comunque PD e PDL sono lì che vanno d'amore d'accordo, ma io mai avrei immaginato in tanti anni che così di giornalismo, non dico di politica, che un giorno avrei detto dunque l'opposizione va a braccetto con la maggioranza, quindi il PD e il PDL sono lì che governano assieme, si insultano dicendo che non appoggiano il programma, però continuano a governare. Quelli del PD, i segretari del PD e i vertici del PD poi in realtà sono i democristiani che fanno capo a un Presidente della Repubblica che decide lui estromettendo il Parlamento, eccetera, eccetera. Avrei detto anch'io, cos'è la Corea del Nord? No, è l'Italia. Esatto. Se poi ho sbagliato un paese, mi scuso, era l'Uganda che citava Giorgio Gabber nella sua canzone, neanche in Uganda. No, poi su Berlusconi c'è da dire, ce l'aveva chiesto l'ascoltatore, no? Quando eravamo al governo con Berlusconi dovevamo ottenere di più, è evidente, cioè noi eravamo al governo per ottenere delle cose, e se notate i 2 governi Berlusconi che abbiamo fatto cadere sono caduti, abbiamo fatto cadere sulle pensioni, quindi la Lega non è uguale agli altri. L'altra cosa che volevo dire alla signora di Bologna che ha detto della polizia, che ha replicato al fatto dell'SMS, la polizia andrebbe magari impiegata meglio, non per le manifestazioni della Lega, eccetera, eccetera. Bene, alla penultima manifestazione io ho incontrato dei poliziotti questurini, miei amici, e insomma ci siamo salutati, ho detto ma come mai? Dice per la manifestazione, dico ma tranquilli, noi non facciamo mai casini. Fa sì, lo sappiamo che voi non fate casini, ma siamo qua per proteggervi, perché sono gli altri che potrebbero venire a rompervi le scatole, per cui se c'è la polizia e i corsi non è colpa nostra. I centri sociali ieri ci aspettavano al varco e non è che li abbiamo invitati noi, per cui voglio dire, mai aver paura, no?
però evitiamo i tafferugli, quindi la polizia è da fare un po' da cordone. Insomma. Chiaro, sentiamo un'altra telefonata, pronto? Sì, buongiorno, chiamo dalla provincia di Monza. Sì, ci dica. Sì, volevo un attimo intervenire sul discorso Berlusconi. Io mi ricordo, sì, è stato l'ultimo presidente eletto, però ha accettato di essere estromesso. Lei ha detto il governo è caduto praticamente, cioè la Lega è uscita per il discorso delle pensioni, è vero questo fatto, però appunto Berlusconi col PD hanno votato la riforma di Monti e della signora sciagurata Fornero, sì, e ha tolto parecchi diritti, ha fatto della macelleria sociale. Le signore vanno in pensione non a 60 ma a 67 anni, quelle che non hanno lavorato. Noi che lavoriamo, prima erano 35, poi sono arrivati 40, adesso sono arrivati 42, e queste riforme restano. Io vorrei sapere se la Lega ha ancora il coraggio di andare alle prossime politiche col signor Berlusconi che ha votato queste cose. Salve, arrivederci. Salve, grazie. Ma io torno a dire, non c'è nessuna dichiarazione in questo senso della Lega con Berlusconi. L'unica cosa che Matteo Salvini ha detto: se il PDL accetta il nostro programma e non il loro, se ne può riparlare. E riparlare non significa che andiamo d'amore d'accordo. Qui al momento Berlusconi è con il PD d'amore d'accordo con Renzi, quindi non vedo dei margini di trattativa con queste persone che hanno fatto effettivamente la macelleria sociale. E torno a dire, abbiamo fatto cadere una prima volta Berlusconi proprio sulle pensioni e l'avremmo fatto cadere anche su altre cose, solo che Berlusconi si è dimostrato più furbo di tutti. E che cosa ha fatto? Una cosa che nessuno immaginava: l'accordo con il PD. Hai visto? No, ma tu guarda che fa. C'erano anche le sue aziende che stavano crollando in borsa, non è che sia stata proprio una cosa così soltanto politica, ma una cosa anche economica. Ma è chiaro che infatti è quello. Un'altra telefonata, pronto? No, è caduta. 0266203529 il numero per intervenire, gli sms al 346 6427 756. Però insomma, a chi ci dice ma voi farete, non farete, signori, noi siamo all'opposizione, non siamo andati neanche da Napolitano, quindi la nostra linea è chiarissima. Sarebbe bello che invece tanti elettori chiamassero Renzi piuttosto che Berlusconi, visto che li ho visti anche da Santoro che dicevano, erano quelli da sinistra: Renzi che cazzo fai? Gli dicevano. E diteglielo un po' più spesso in faccia, perché questi, Berlusconi e Renzi, stanno facendo degli interessi che non mi sembrano proprio quelli del paese. Magari è il caso che il loro elettorato si arrabbi. Questo sarebbe cosa scrive Repubblica: in via Padova solo 150 leghisti. Va bene. Cioè sono pochi secondo Repubblica. Allora, io sempre, loro contino le palle che noi conteremo i voti. Ecco, giusto. Le palle sono due, però. Vabbè, appunto, non va molto lontano, insomma. Allora, vediamo un po'. Clara da Sondrio: il protocollo prevede solo di nominare primi ministri senza il consenso dei cittadini. E poi buongiorno a voi. Prodi si ripresenta sullo scenario politico, poi c'è un po' di insulti, l'artefice dell'euro, lui e tutta la sua banda di attento, perché le famiglie che soffrono sono tante troppe, l'euro ha distrutto la sicurezza e la certezza di un futuro dei lavoratori onesti. Poi c'è una bella maledizione nei confronti di Prodi, che vabbè è divertente da leggere, ma non la posso leggere in diretta. E poi: fate presto a fare nuove primarie, cari del PD, per caso Renzi dura poco come premier, a chi darete la poltrona in sostituzione di Renzi? Scrive Donatella da Belluno, e tanto l'uno l'altro. Poi c'è la nostra amica Carla, quella di Benevento, che ci insulta. Ecco, cosa dice? L'intervista al vostro Salvina, lei diventa femmina, è diventata donna, l'intervista al vostro Salvina è stata mostruosa, sboccata, volgare. Renzi vi caccerà. Vi caccerà. Sentiamo un'altra telefonata, pronto? Senti, un TSO per la signora no? Vabbè, ma dai, fa colore Salvina, ma dai, sentiamo un'altra telefonata, pronto? Pronto? Buongiorno. Mi senti? Sì, dici. Sono Giuliano dell'Emilia. Sì. E 2 mesi fa ho fatto domande di pensione, diciamo, perché passando l'80% di invalidità, avendo 62 anni, insegna, se passa l'80%, c'è la legge che ti dice che puoi andare in prepensionamento. Sì. Allora mi è arrivata la risposta. Pochi giorni fa mi hanno detto che posso ancora lavorare, però passa l'80%, 2 piedi rotti, 2 menischi rotti, bacino rotto, l'anca rotto, guidare, 2 deformazioni di gomiti, 2 bicipiti staccati, 2 cuffie, 2 rotture delle spalle e la scapola partita. Tutti i dottori all'Inps che hanno comprato la laurea non sanno dove visitare. Per l'ernia inguinale una dottoressa fa, si va ad operare. 5 anni fa vinse la causa, contro l'ISO, per un anno mi ha rimandato la laurea con l'ernia fuori, che mi ha fatto il 18 sul camion,
che non riuscivo a muovermi, ma che dottori ci sono all'INAIL? Ascolta, da dove ci chiami? Da Reggio Emilia. Allora le pensioni sono state regalate 6 di pensioni per la fascia invalida, allora poi non ci siamo più in questo paese. Lo so. Mi chiamo Patroncini Giuliano, adesso faccio ricorso diversamente mi richiamo di chiudere con un lucchetto, perché in questo paese qui un attentato alla vita di chi ha lavorato, è anticostituzionale. Grazie, ascolta, contate i nostri comunque in Emilia Romagna, perché questa è una cosa vergognosa, veramente vergognosa. Purtroppo siamo in chiusura, questa è una testimonianza molto interessante che meritava più spazio, ma vabbè, salutiamo Anna Paola da Cagliari che scrive: carissimi, vi stimo tantissimo, siete il mio confronto in questo periodo nero che stiamo vivendo col fiato alla gola, spero solo che la Lega Nord continui a lottare. L'ultima telefonata, pronto? Pronto? Sì. Pronto? Sì, ci dica. Pronto, senta, io telefono da Milano, senta un po', mi lasci dire due cose semplici, per cortesia, a me personalmente, perché non fate capire ai nostri cari dei compagni della Lega che se la Lega rimane sola non va proprio da nessuna parte, non avrebbe nemmeno nel Piemonte, nella Lombardia, se non va con Berlusconi con chi deve andare? Con Togliatti deve andare, questo bisogna fargli capire. Un'ultima roba, Prodi, perché i nostri non si mettono a leggere i giornali esteri dell'epoca importanti dove dicevano che come presidente eccetera era un incapace, non era all'altezza, non si capiva neanche quel che diceva e via scorrendo. Quell'uomo lì è peggio del D'Alema, appare solo per graffiare le poltrone e basta. Però io diventare capo dello Stato, io mi vergognerei. Ditelo. Lo diciamo, va bene, grazie, buona giornata, ma se non l'hanno capito provandolo sulla pelle in Italia, Prodi, altro che andarlo a leggere sulla stampa estera. Guardate che non è che poi c'è bisogno di allearsi con Berlusconi, basta che la gente voti la Lega e quindi tornare magari a un 6%, non dico all'8%, sarebbe ancora meglio, allora la Lega può diventare veramente l'ago della bilancia in un paese che è spaccato in due fra destra e sinistra, quindi non c'è bisogno di alleanze strane, basta semplicemente ridare fiducia alla Lega che, come vedete, è all'opposizione, sta parlando di cose concrete, di fatti concreti, non sta parlando di poltrone, che è quello che stanno invece facendo tutti gli altri. Andrea, dai una conclusione. Tanti saluti intanto a Anna Paola da Cagliari, a tutti quelli che ci ascoltano da Sardegna e da altre parti d'Italia, oltre che dalla Padania chiaramente. Abbiamo dimostrato ieri che la Lega c'è sui temi che interessa il popolo, c'è sui temi che interessa la gente, cioè il lavoro, l'immigrazione, le tasse e quant'altro, no? Quindi noi andiamo avanti più determinati che mai e lasciamo stare i giornali che dicono che erano 150, 50, 20 o 2, non ha importanza, noi sappiamo quel che stiamo facendo e arriveremo pronti a tutti gli appuntamenti elettorali, pronti con una Lega più forte di prima e più determinati di prima. Benissimo, noi vi lasciamo alla bella trasmissione Lombardia, amore mio, dell'amico Alarico Zeni, grazie e buona Padania a tutti. Arrivederci. Hai mai sognato di ascoltare la radio?